sarà proprio il Tardini il campo principale di tutto il calcio minuto per minuto. Per Parma-Bari l'inviato è Francesco Repice. E qui al Tardini si torna a respirare il grande clima, il clima delle grandi sfide, il clima della Serie A. Parliamoci chiaro, perché la formazione di casa vuole arrivare al massimo torneo, magari anche direttamente, Frosinone permettendo, si intende, per le combinazioni. Il Bari cerca la posizione playoff migliore invece per poter andare nel proseguio, nell'appendice del campionato, ad approdare proprio nella massima serie e quindi nel campionato dei grandi, al piano di sopra, come si dice abitualmente a Tardini. E ci sono circa 7-8 mila spettatori, 1000 i tifosi del Bari presenti in Emilia. Gran festa nella curva alla nostra sinistra, quella che è il feudo del tifo parmigiano. Insomma, un grandissimo clima, facilitato anche da un pomeriggio piuttosto fresco, non esageratamente, diciamo così, da clima estivo, con un terreno di gioco in perfette condizioni. La direzione di gara affidata alla signor Di Paolo della sezione di Avezzano. Queste sono le formazioni ufficiali. Partiamo con il Parma che schiera Frattali tra i pali, con Gagliola, Jacoponi, Sierralta e Gagliolo in difesa, Dezzi, Scavone e Barillà in mezzo al campo, Ciciretti, Cerabolo e Di Gaudio in attacco. Nonostante le tante assenze, però la Parma di D'Aversa si mette in campo con un atteggiamento assai offensivo e spregiudicato, un 4-3-3 che la dice lunga su quelle che saranno le intenzioni della formazione di casa. Risponde in maniera più prudente, dobbiamo dire, almeno tatticamente parlando, in partenza il Bari di Fabio Grosso. L'eroe di Berlino mette in attacco due uomini, Andrade e Nenè, poi in mezzo al campo Sabelli e Balkovec sulle corsie esterne, con Henderson, Bascia, Iocolano a presidio della mediana, tre difensori, Ghiomber, Marrone ed Emperor, tutti davanti a Micai. Quindi il 3-5-2 di Fabio Grosso che si oppone al 4-3-3 di Roberto D'Aversa. Dell'arbitro abbiamo detto, dello stadio anche, che è comunque in festa, e la linea può tornare allo studio. La parziale alla fine del primo tempo 0-0, sebbene le azioni di gol non siano mancate da una parte e dall'altra, le conclusioni seppure in mischia da parte dei padroni di casa, che hanno messo i brividi in un paio di occasioni al portiere del Bari Micai. Dalla parte opposta invece azioni manovrate, contropiedi ficcanti, culminati nei tiri ravvicinati di Floro Flores due volte e di Savelli, che hanno sfiorato in tutte le occasioni appunto la possibilità di portare in vantaggio la formazione allenata da Fabio Grosso. La svolta della partita, se vogliamo, doveva essere un fatto negativo, vale a dire l'infortunio di Andrada, e oggettivamente lo è, non fosse altro per il fatto che è entrato in campo un Floro Flores che è apparso di un'altra categoria tecnica rispetto ai difensori delle Parma, messi letteralmente a subbuglio dalle capacità del giocatore napoletano, che salta il diretto avversario con relativa facilità e riesce in qualche modo a creare quella superiorità numerica a ridosso dell'area di rigore della Parma. Dalla parte opposta invece l'estero di Ciciretti è stato abbastanza mortificato dalla posizione di un terzino, il numero 33 Alain Empereur, francese, forte fisicamente, è bravo a prendere posizione sul numero 8 di Scuola Roma. Allora ci ha provato Barillà in particolar modo sul versante opposto, con le sue scorribande in grande velocità, a mettere a rischio la porta delle Bari. Ne è scaturito uno 0-0 riferito al primo tempo, comunque molto molto piacevole. Le squadre stanno per rientrare in campo e noi invece torniamo a Chiavari da Melillo. Parma-Bari. C'è un cambio nelle file del Bari, sta per uscire Iocolano, sta per entrare invece con il numero 10 nella formazione pugliese. Si tratta esattamente di Franco Brienza, un veterano, quindi non cambia nulla nell'assetto tattico della formazione di Fabio Grosso, che va a mettere proprio un uomo con spiccate attitudini offensive di rifinitura assieme alle punte lì davanti, che sono, lo ricordiamo, Floro Flores e Nenè. Floro Flores sugli scudi anche in questo inizio di secondo tempo, è lui che in qualche modo va a mettere pressione agli avversari quando scambiano il pallone, specie nel pacchetto arretrato di una Parma che poco fa ha avuto una buona opportunità, però nel periodo non collegato. Il calcio di punizione di Ciciretti al limite, che è finito non di molto a lato rispetto alla porta avversaria. Cerabolo in mezzo, Ciciretti al limite, prova il dribbling in mezzo ad avversari, termina a terra, gli borseggia letteralmente il pallone, Bascia, poi il lancio in profondità per Floro Flores sull'asse sinistro del campo, e questa volta è bravo Sierralta a togliere di palla, ad anticiparlo e a
portare la sfera oltre il perimetro di gioco e poi a subire il fallo dell'avversario. Dicevamo quindi il calcio di punizione di Ciciretti finito di poco al lato. In quell'occasione era stato Sabelli a fermare Ceravolo, che aveva chiuso la triangolazione con Barilla in maniera fallosa. Cartellino giallo anche per il numero 4 del Bari. Insiste il Parma adesso in avanti quando i minuti sul cronometro sono 14 nel corso del secondo tempo, ancora 0-0 tra la formazione emiliana ed il Bari, con la conclusione meravigliosa di Barilla e la parata altrettanto spettacolare di Micai, che va a togliere il pallone da sotto l'incrocio dei pali, da sotto il 7 alla sua sinistra. Grande opportunità per il Parma, che ora intensifica la sua manovra offensiva con Ciciretti dalla posizione di mezzodestro, una serie di finte, il pallone poi sulla zona laterale del campo dove Dezzi fa fuori un avversario, va al cross, secondo palo, di testa, il gol del numero 29 del Parma, esattamente al minuto 14 nel corso del secondo tempo. Cambia il parziale al Tardini, ha segnato Scavone, ha segnato il Parma è in vantaggio per 1-0 sul Bari e la linea può andare a Chiavari. Parma-Bari. Siamo al 29esimo, anzi sta per iniziare a giocarsi la mezz'ora nel corso della ripresa qui al Tardini. Il Parma conduce per 1-0, la rete di Gagliolo al 14esimo di questa frazione di gioco, dobbiamo dire nobilitata dalla formazione di D'Aversa grazie ad un po' di azioni travolgenti, in particolar modo in contropiede, in particolar modo quella di Ciciretti, che è partito sull'asse destro del campo nel periodo non collegato, ha fatto fuori il diretto avversario con un passo doppio e poi ha concluso con il destro da destra andando a lambire il palo opposto a quello della porta difesa, in quel caso dall'incolpevole, è assolutamente inadeguato nella sua posizione, mentre attenzione alla Bari in avanti con Improta che viene fermato all'ultimo momento dei Goboni, che gli mette il pallone in corner. Vi dicevamo dall'incolpevole in quel caso Micai, che non avrebbe potuto far niente se il pallone fosse stato indirizzato all'interno dello specchio della porta, e quindi tiro dalla bandierina in favore delle Bari, che adesso spinge forsennatamente in avanti nel tentativo di trovare il gol del pareggio. In questo momento il Parma è terzo in classifica a 2 lunghezze al Frosinone, che sta vincendo a Chiavari. C'è il calcio d'angolo di Bakovec con la traiettoria orientale verso Frattali, pallone all'interno dei 16 metri della formazione di casa, con la conclusione di Brianza, che termina sul fondo da posizione decentrata ma comunque agevole per il numero 10 dei biancorossi, che manda il pallone sul fondo. Nulla di fatto, minuti sul cronometro, 31 nel corso della ripresa qui al Tardini. Parma 1, Bari 0, Chiavari. E ripartiamo da Parma-Bari, dove il minuto è il 38esimo e dove il Bari ha sfiorato proprio qualche istante fa il gol del pareggio. Traversa clamorosa colta da Henderson a tiro dai 25 metri, forse anche qualcosina di più dello scozzese, pallone che è andato a stamparsi sotto l'incrocio dei pali sull'incrocio dei pali alla destra di Frattali, che sembrava ed era inesorabilmente battuto. Ancora Henderson, il Bari che spinge, va Brienza a puntare il giocatore del Parma, che però lo ferma. Si trattava di Gaglioli, lancio in profondità per Ceravolo, che viene strattonato dal numero 33 Emperor, che era ultimo uomo. Ha estratto il cartellino rosso il direttore di gara, il signor Di Paolo De Avezzano, e lo estrae appunto all'indirizzo del difensore del Bari, che giocherà in 10 uomini da qui alla fine della partita. Dopo aver sfiorato il gol del pareggio, la formazione di Fabio Grosso rimane in inferiorità numerica e il partito il contropiede del Parma. Il lancio in profondità per Ceravolo, che si era involato nella metà campo avversaria, è stato strattonato alle spalle da Emperor, che a quel punto non ha potuto far altro che commettere fallo ai danni dell'avversario. A quel punto a sua volta non ha potuto fare a meno il signor Di Paolo della sezione di Avezzano ad estrarre il cartellino rosso diretto per il difensore del Bari, un cartellino giallo che adesso arriva invece all'indirizzo di Ghiomber, ex difensore della Roma e del Palermo, per proteste. Insomma, è una fase concitata della partita, siamo alle fasi finali, siamo al 40esimo minuto. Il Parma è in vantaggio di un uomo, quello di un gol, quello segnato da Gagliolo al 14esimo del secondo tempo di questa frazione di gioco, di un uomo per l'espulsione pochi istanti fa di Emperor per strattonata da ultimo uomo ai danni di Ceravolo. Ripetiamo, 40esimo in corso al Tardini. Parma 1, Bari 0, Chiavari. Studio. Allora andiamo a Parma-Bari fino al termine, Repice. Ci saranno 6 minuti di recupero a Parma, ma sta succedendo di tutto. Il Bari pochi istanti fa con Nenè solo davanti alla porta, gran colpo di testa e deviazione miracolosa sul palo di Frattari. Ora Henderson strattona vistosamente Barilla, l'arbitro lascia correre, il Bari che riparte. 2 cambi nella formazione di casa, sono entrati Anastasio e Calaiò, intanto però continua a spingere, se
seppur in inferiorità numerica, la formazione di Fabio Grosso. Brienza al limite, ancora per Nenè, fermato all'ultimo momento dall'intervento dei difensori del Parma. Il rilancio in avanti per Callio, che è in posizione questa volta regolare in anticipo. Su di lui addirittura il portiere Micai, da difensore aggiunto quasi all'altezza della linea mediana. Sono fasi emozionanti della partita, perché il Bari, seppur in 10 uomini, continua ad attaccare, a sfiorare il gol del pareggio, perché il Parma in vantaggio per 1-0. La conclusione di Floro Flores, murata da Serralta, e poi Floro Flores che va a franare sui piedi di un Barilla scatenato. Nel corso di questa ripresa l'arbitro che ferma l'azione comanda il calcio di punizione in favore della formazione ospite. Bascia e Scozzarella che vanno alle mani. È veramente una fase emotivamente molto intensa della partita. È chiaro che il Bari adesso in chiave playoff con questa sconfitta andrebbe a complicare molto il suo cammino e il suo futuro con il sogno della Serie A, e il Parma invece cerca di tener duro nonostante le tantissime assenze. Questo parziale che lo vede in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Gagliolo al 14° della ripresa. Un colpo di testa sul cross che arrivava dalla corsia di destra ad opera di Delzi. Calcio di punizione in favore della formazione di casa, col Tardini che è scatenato, anche perché i tifosi del Bari non hanno smesso un attimo di incitare la loro squadra. Pallone che viene rinviato ora da Barillà nella metacampo del Bari. Il Parma che non fa che difendersi anche se in superiorità numerica. Ora Ciciretti sgonfia il pallone sull'asse destro del terreno di gioco. I minuti sul cronometro, 50 e 30 secondi, ne mancano una manciata quindi di secondi alla fine della partita, con il Parma che però costantemente e tranquillamente e solidamente nella metacampo degli avversari. Sbaglia Delzi, può dare forse l'ultima opportunità alla formazione di Fabio Grosso, che attacca a testa bassa con Henderson, superata la linea mediana dallo scozzese che appoggia per Brienza, si fa vedere dalla parte opposta. Bascia riceve lui il pallone, il giocatore albanese all'altezza dei 30 metri, ha molti avversari di fronte, decide poi di scambiare ancora con Henderson. La finta, il pallone per Improte in area, giro con il sinistro. Scusa Repic, è finita qui a Chiavari dopo 6 minuti di recupero. Il Frosinone ha battuto l'Entella con gol di Dionisi al 45°. Non è ancora promozione matematica, ma un grosso passo verso la Serie A, mentre per l'Entella questa retrocessione, questa sconfitta è un passo decisivo verso la retrocessione. Ed è finale anche a Parma. Il Parma ha battuto il Bari per 1-0 grazie alla rete di Gagliolo al 14° della ripresa. Il finale con il Bari in 10 uomini che ha sfiorato a più riprese il gol del pareggio, con il Parma che invece è andato vicinissimo al gol del raddoppio almeno in un paio di occasioni. Partita vibrante allo stadio Tardini, l'ha vinta il Parma per 1-0. Applausi a tutti e 22 in campo, compresi gli allenatori, che sicuramente non hanno ceduto alle alchimie tattiche, ma che si sono affrontati a viso aperto. Il Parma ha battuto il Bari al Tardini per 1-0. La linea può tornare agli studi di Roma.